Hit, cosa aspetti? Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via, vado e porto anche con me la tua malinconia. Certo le mie mani ti vorranno ancora, ma ci sarà chi me le tiene. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Sei tu quella ragione di più, mi hai chiesto talmente tanto. Io non ho più niente per te, ti amo, tu non sai quanto. Amo da morire anche il tuo silenzio, che non mi lascia andare via. Vado, ma se mi dici non lasciarmi solo, non so se il cuore ce la fa. C'è una ragione di più, c'è una ragione di più, c'è una ragione di più. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, buonasera caro Simone. L'anno era il 1969, questo pezzo, Una ragione di più, è stato scritto da Franco Califano, la musica è di Mino e Franco Reitano. La cantava Ornella Vanoni, ce n'è anche una bella versione pure fatta da Mino Reitano. Ornella Vanoni questa sera sarà la colonna sonora di questa puntata numero 1085 di Zoom, perché in questa trasmissione ci piace circondarci di bella musica, ci piace ascoltare della bella musica, perché siamo sepolti da immondizie musicali, ed ecco perché tanta roba che voi sentite girare in altre radio, in queste trasmissioni, almeno nelle mie, non la sentirete mai. Ci piace ricordare Ornella Vanoni non tanto con tutte le solite banalità che sono state dette, la sua libertà, il suo esempio. Noi la vogliamo ricordare come un'interprete appassionata, come con questa voce
che è stata, scrisse di lei Roberto Gervaso tanti anni fa, che è stata la colonna sonora di chissà quanti innamoramenti, di chissà quante storie d'amore. Questa voce in fondo intima, forse un po' ruffiana, ma capace di suonare come un vero e proprio strumento. E questa voce continua, malgrado tutto, a farsi sentire, e continua a farsi sentire in mezzo a 1000 violini suonati dal vento, mi verrebbe da dire con un'altra immagine poetica. A maggior ragione a ricordarci che l'Italia ha prodotto personaggi, geni, voci, musiche ben al di sopra del vuoto pneumatico nel quale viviamo in questi anni contorti, e che tante volte, siccome gli alberi con le radici profonde non gelano mai, proprio per questo possono crescere ancora più alti, ancora più forti. E questa è la nostra ragione di più che ci spinge stasera a fare la radio. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1085 di oggi, lunedì 24 novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo al solito: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono un bel po' di liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole, molto altro ancora. Noi iniziamo la nostra trasmissione, vi ricordo 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure il telefono è aperto da questo momento, 0292947222, se volete dire la vostra. Ma prima, ovviamente il tema nella prima parte della trasmissione sarà dedicato alle elezioni regionali. Sapete che quest'oggi Veneto, Campania e Puglia hanno rinnovato i loro consigli regionali, per usare questa espressione da Prima Repubblica, e sostanzialmente si è confermato lo status quo. Il centrodestra prende il Veneto e lo tiene, la Puglia resta al centro-sinistra, la Campania idem. Quello che sale e che dovrebbe preoccupare è la forte astensione, che stavolta è salita ancora di più. Detto ciò, però, non credo ci sia molto da aggiungere a questa vicenda. In ogni caso è interessante ascoltare i vostri commenti, poi tra poco daremo anche un'occhiata alle agenzie con quello che naturalmente riferiscono alle dichiarazioni dei leader e così via. Ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, il direttore responsabile di Italia Oggi. Vai pure, andate pure, Natalia e Simone, andate. Nei 28 punti accettati dagli emissari di Trump nella trattativa con la Russia si legge nel complesso la volontà del presidente USA di liquidare il paese aggredito, l'Ucraina e con esso l'Europa intera, a favore del paese aggressore, la Russia. Da questa intesa inoltre si capisce che a Trump non interessa nulla della sicurezza dell'Europa, che non considera più la culla della civiltà occidentale e americana, ma solo una minuscola appendice ovest dell'immenso continente euroasiatico di cui la Russia è gran parte. Parte di ragione Trump ce l'ha. È infatti l'Europa che non ha mai preso in considerazione la sua esigenza di difendersi dalla minaccia russa. Ai tempi di Obama l'Europa aveva accettato di sostenere il 2% del suo PIL per le spese NATO, ma nessun paese, Italia compresa, non ha mai raggiunto più dell'1,2%. Alle educate sollecitazioni americane i paesi europei dicevano che dovevano far fronte alle loro spese sociali, come se gli USA non avessero gli stessi oneri. La differenza fra Obama e gli altri presidenti educati degli Stati Uniti e Trump
è che i precedenti presidenti USA si erano rassegnati, mentre Trump ha mandato a quel paese l'Europa dicendo: se non volete difendervi voi anche con le vostre risorse, che avete la Russia alle porte, perché dovremmo provvedere noi che siamo a 6.000 chilometri di distanza. Niente da aggiungere rispetto alle parole di Pierluigi Magnaschi. Adesso, già che ci siamo, vi ricordo sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, diamo un'occhiatina alle elezioni regionali, siamo sull'ANSA, il centro-sinistra vince in Puglia e Campania, centrodestra in Veneto, giù l'affluenza, Fico al 58%, Stefani al 61,3, De Caro al 66,9. In particolare si chiude questo turno elettorale che ha visto che si è protratto per mesi, ha visto chiamati ai seggi anche i cittadini di Marche e Val d'Aosta, 28 settembre, Calabria 5 ottobre, Toscana 12 di ottobre. Andiamo a vedere anche Eligendo, diamo qualche dato su questa tornata elettorale regionale. Conte è andato a festeggiare Fico dicendo che adesso non saltellano più, il centrodestra non saltella più, si riferiva appunto a Meloni, Salvini e Tajani che saltellavano al grido di chi non salta comunista è. Andiamo a dare anche i primi dati effettivi, vediamo un po' gli scrutini, soprattutto per quanto riguarda il Veneto. Ecco qua. Allora, il Veneto in questo momento sono state scrutinate 1057 sezioni su 4.729 e in particolare Stefani prende 231.929 voti, pari al 63,08%, Giovanni Manildo invece 110.359 voti, pari al 30,02%. Diamo anche un'occhiata alle singole liste. Lega, Liga Veneta, Stefani presidente 112.359 voti, pari al 34,99%, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni 60.389, pari al 18,81%, Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto 20.171, pari al 6,28%, la Liga Veneta 6.139, 1,91, l'UDC 5.168, 1,61, Noi Moderati Civici per Stefani 3.552, 1,11. Andiamo adesso a vedere invece per quanto riguarda la Puglia. Eccola qua, qui lo spoglio è a 861 sezioni su 4.032, sempre da Eligendo i dati quindi del Viminale, i dati ufficiali. De Caro avanti con 169.643 voti, pari al 65,82. Luigi Lobuono, il candidato del centrodestra, 85.702 voti, pari a 33,25. C'è una zappa che è appena arrivato, ecco qua, che è appena arrivata. La smettano di fare quei sondaggi farlocchi gonfiati perché in nessuna regione Fratelli d'Italia raggiunge il 30%, la smettano di prendere in giro gli italiani. La Lega doppia i fratelli, avanti Zaia, segretario, ultima speranza. Come in Friuli basta togliere il nome Salvini al simbolo e gli elettori tornano a votarci. Ci sono degli elettori che sono un po' critici stasera. Poi andiamo a vedere la Campania. Eccoci qui. Scrutinate 438 sezioni su 5.825, Roberto Fico 73.199 voti, pari al 64,05%, il PD è ancora primo partito in Campania con il 19,13%, il Movimento 5 Stelle segue a 11,60%. Per quanto riguarda Edmondo Cirielli, 35, pari a 36.283 voti, e in testa Giorgia Meloni, per Cirielli Fratelli d'Italia 11,13%, PPE Forza Italia Berlusconi 9,27%, Cirielli presidente per la Campania Moderati e Riformisti 4,84%, Lega Cirielli presidente 4,45%, Noi Moderati Cirielli
Presidente 0,86, l'UDC 0,46, la Democrazia Cristiana con Rotondi 0,28, pensionati consumatori Cirielli Presidente 0,20. Questi sono i dati a mano che gradualmente affluiscono soligendo il sistema del Viminale. Adesso però è il momento del Qui Parlamento con l'onorevole Furele. Andate pure, ragazzi. Qui Parlamento. Intervengo per annunciare la presentazione di un atto di sindacato ispettivo al Ministro della Giustizia per una vicenda che a Cosenza, in via Savoia, ormai si protrae per troppo e da troppo tempo, relativa all'occupazione di un immobile pubblico, l'ennesima occupazione abusiva. Parliamo di un immobile di proprietà dell'Aterp che è stato occupato da 18 nuclei familiari, 44 persone di diversa nazionalità, ci sono rumeni, ghanesi, nigeriani, e che non presentano alcuna fragilità. Un immobile che dovrebbe essere utilizzato come immobile destinato all'utilizzo pubblico per l'edilizia popolare, che invece è sottratto a quella che è la collettività, in un contesto come quello di Cosenza, dove l'emergenza è più che un problema. Di più è il fatto che lo sgombero di questo immobile da tempo, da più di 10 anni, viene annunciato, viene programmato, viene promesso, ma poi non viene mai attuato. Si ferma un minuto prima dell'azione. E questo è una cosa che non rende giustizia al territorio. L'ultimo sopralluogo da parte della prefettura, insieme agli altri organi competenti, penso per esempio all'amministrazione comunale di Cosenza, ha registrato per l'ennesima volta l'assenza di motivazioni che possano bloccare lo sgombero definitivo di questa struttura che è pubblica. E allora la domanda qual è? La domanda è: perché la prefettura non interviene? Interverrà questa volta la prefettura? La Calabria, signor Presidente, non ha niente di meno rispetto alle regioni, e se in Lombardia si è potuto sgomberare il Leoncavallo, che è uno dei centri sociali, è stato uno dei centri sociali come esempio massimo di occupazione di immobili pubblici, perché in Calabria questo non si può attuare? Se le prefetture sono il primo baluardo dello Stato sul territorio, lo Stato non si può girare dall'altra parte, lo Stato non può chiudere gli occhi e soprattutto lo Stato non può permettere che un'ingiustizia diventi normalità. Grazie. Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 9:30 alle ore 16 e cominceremo. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Giorno migliaia di notizie ci accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina. Reggio sono Alberto Acerbis. Porco cane. Sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma, permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour è straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama Dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione Dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia.
confezione dono. E capirai, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale. Ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Ti voglio, mi piace, mi spoglio dei 1000 problemi che c'erano in me. Mi piace, immagini, baci, cosa importa volere sapere domani cos'è? Mi tocchi, si chiudono gli occhi, sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te. Ma tu tremi i problemi che io ti darò. Mi spoglio, dillo ancora che ti voglio. Mi guardi, usi 1000 riguardi, ed intanto balbetti ed aspetti una mossa da me. Mi spoglio, dillo ancora. Coraggio, mettiamoci in viaggio, vadiamo da questo parcheggio di 1000 perché. Tu mi fai volare quando sto con te, so anch'io volare. Dillo ancora, ti voglio, mi piace, mi spoglio. Dillo ancora che ti voglio, mi piace, mi spoglio dei 1000 problemi che c'erano in me. Ti voglio, mi piace, mi spoglio, dillo ancora che ti piace, immagini, baci, cosa importa volere sapere domani cos'è? Antonino. Mi fai volare quando sto con te, so anch'io volare. Era il 1977 e questa era Ornella Vanoni con Ti voglio, ladies and gentlemen, alle 18:36 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, per questa puntata numero 1085 di oggi, lunedì 24 novembre dell'anno del Signore 2025. 029294 7222, il telefono è aperto per i vostri le vostre valutazioni inerenti questa tornata elettorale regionale, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp in materia. Quindi noi siamo qua e vi attendiamo, ça va sans dire. Allora, diamo un'occhiata all'ADN Cronos, le reazioni di chi ha vinto e di chi ha perso. Roberto Fico, Antonio De Caro, Alberto Stefani sono i nuovi governatori di Campania, Puglia e Veneto. Questo è l'esito delle elezioni regionali che si sono svolte ieri 23 novembre, oggi
24 novembre. Alberto Stefani sarà il nuovo presidente della Regione Veneto, una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una sua foto col neogovernatore veneto. Congratulazioni anche ad Antonio De Caro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione, ha aggiunto, che possano svolgere al meglio il loro mandato nell'interesse dei cittadini che andranno a rappresentare. Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati, a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale, ha concluso la Premier. Antonio De Caro ha commentato dicendo: è stato un risultato straordinario oltre ogni aspettativa. Ho sentito Elly Schlein, con la quale mi ero già sentito quando sono usciti gli exit poll. Mi ha fatto i complimenti, e poi Conte e Fratoianni. Schlein mi aveva già detto che sarebbe andato in Campania. Ci vedremo nei prossimi giorni, ha detto il neopresidente della Regione Puglia, rispondendo a Bari a una domanda dei giornalisti nella sede del suo comitato, dove ad attenderlo ha trovato il presidente uscente Michele Emiliano, con il quale ha scambiato un abbraccio. Invece Alberto Stefani, intervenendo al comitato elettorale del centrodestra, scrive ancora l'ADN Cronos, ha dichiarato: nei prossimi 5 anni ai Veneti serve un sindaco dei Veneti, sarò presidente di tutti i cittadini. La squadra che governerà il Veneto nei prossimi 5 anni sarà la stessa fino alla fine del mandato. Quando si assume una responsabilità amministrativa, la vita privata viene sempre dopo quella pubblica. Ma mi sia permesso di dedicare questa vittoria a una persona a me molto cara, a tutti i nonni che hanno lasciato un segno importante nella vita dei propri nipoti, ha aggiunto. È stata una campagna elettorale bella in mezzo alla gente, dove abbiamo scelto di affrontare temi nuovi, mantenendo sempre ferma la correttezza nei confronti degli altri candidati. Ringrazio la coalizione di centrodestra, prima di tutto Luca Zaia, poi Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Antonio De Poli, le parole di Stefani. Mi auguro inoltre che Luca Zaia resti in Consiglio regionale e in squadra per i prossimi 30 anni. Ha dato a questo territorio un contributo straordinario, ha scritto la storia del Veneto degli ultimi 15 anni, continueremo a scriverla insieme. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buonasera signor Tonino, Lisetta. Oh, cara Lisetta, ben trovata. Grazie a lei. Allora, prima cosa, sono contentissima naturalmente per il mio Veneto e complimenti al dottor Stefani. Se è così, la percentuale della Lega è molto buona in Veneto. Seconda cosa, lei prima, quando ho iniziato le trasmissioni oggi, ha chiesto dell'astensionismo, cosa ne pensiamo noi? Sì. Benissimo, le posso rispondere adesso. Prego. Perché secondo me dopo ogni votazione, signor Tonino, che sia politica o amministrativa, il dato che più colpisce in senso negativo purtroppo è quello dell'astensionismo. Percentuali, dico io, che si rivela sempre più preponderante ad ogni turno elettorale. I motivi secondo me sono molteplici, cioè disaffezione per la politica, quel percepito di sfiducia che sedimenta, dico io sempre, in molti di noi nei confronti dei nostri rappresentanti. Non nego che siano ragioni anche valide. Quello che mi preoccupa, signor Tonino, è la sensazione che il voto sia concepita solo come un diritto. La Costituzione, mi sembra, lo sancisce, ma l'articolo 48 evidenzia anche che è un dovere civico. Certo, un dovere che se disatteso non ha nessuna conseguenza, secondo me, civile o penale, ma che il mancato esercizio dimostra il fallimento nella comprensione del suo fondamentale valore. Tutto qua, io la saluto e una buona serata. E io la ringrazio del suo intervento, cara Lisetta, come sempre. Ancora un altro ascoltatore. Come in Friuli basta togliere Salvini Premier e qualche voto ritorna. Ragionateci su. Ma non lo so. Penso, non so, non credo sia una questione di Salvini, anzi, non credo proprio. Queste mi sembrano alcune note stonate. Giulio Cainarca oggi pomeriggio credo sia stato abbastanza chiaro, anche perché Matteo Salvini era Italia direzione nord ed era invece molto, molto pimpante, molto soddisfatto e molto lanciato, per cui mi sembra
mi sembra che queste osservazioni lasciano un po' il tempo che trovano. Resta un fatto, il dato da registrare è che c'è una sostanziale tenuta del centrodestra nel Veneto, e questo naturalmente permette di guardare alla situazione per quella che è, una situazione di sostanziale pareggio che c'è stata tra nel corso delle altre 3 tornate elettorali, 3 regioni al centrodestra, 3 regioni al centrosinistra. Ma detto questo, forse davvero anche Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile, in fondo ha detto la verità. Alla fine questa è una non notizia, si sapeva che sarebbe finita così, si sapeva che sarebbe andata così, non viene toccato niente dell'equilibrio parlamentare, non viene toccato niente neanche in previsione del 2027, per cui in fondo lasciano, non dico che lasciano il tempo che trovano, perché questo sarebbe troppo riduttivo e sarebbe anche offensivo verso gli elettori che sono andati a votare, questo no. Però certo non viene mutato l'equilibrio attuale delle forze, questo lo possiamo dire serenamente, aggiungerei, alle 18:44 qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Diamo un'occhiata anche alle altre notizie dal resto del mondo. Ucraina, Russia, piano USA, base per la pace, la controproposta dell'UE è poco costruttiva. Dichiarazione congiunta USA-Kiev dopo i colloqui di Ginevra, l'accordo deve rispettare la sovranità ucraina. Zelensky, per una pace vera serve di più. Ma posso dirvi la verità, domani poi, nel caso, se qualcuno di voi legge Italia Oggi, troverà tutto il pensiero, diciamo, articolato per intero, mettiamola così. Io credo che le guerre non si vincono resistendo. Le guerre si vincono conquistando terreno, le guerre si vincono assestando al nemico dei colpi che chiaramente gli diano lo scacco matto. Questo non è accaduto in questa guerra. C'è stata l'invasione russa, ora non stiamo qua a fare la rava e la fava del motivo, del perché di questa invasione. È un fatto che i carri armati russi si sono mossi contro il territorio dell'Ucraina, è un fatto che le forze armate russe, commettendo anche degli eccidi e comportandosi oltre il diritto internazionale e le convenzioni di guerra, in alcuni casi, come sempre accade nelle guerre, hanno conquistato del territorio. Questo è un fatto. È un fatto che Zelensky è riuscito, e questo va a suo, diciamo così, a suo apprezzamento, se volete, è riuscito a ottenere dall'Occidente pesanti forniture di armi, costose forniture di armi, altrimenti lui sarebbe capitolato in poco tempo, e alla fine della fiera questa guerra si conclude, che lui ne possa pensare, intanto senza che l'Ucraina perda dignità, perché mi pare che la sua dignità si sia difesa abbondantemente sul campo, tenendo testa a un nemico molto agguerrito e molto forte. Ma poi nei fatti, allora vediamo un po'. La Russia aveva dichiarato di scendere in guerra per denazificare l'Ucraina, ora invece firmerà un trattato di pace con quel governo di nazisti, dal loro punto di vista, che, come vedete, continua a restare al potere in Ucraina. Dopo ci saranno le elezioni, il popolo ucraino si sceglierà qualcun altro. Secondo, la Russia era scesa in guerra addirittura senza portarsi le salmerie appresso e senza portarsi adeguati rifornimenti e vettovaglie, perché erano convinti in 3 giorni di arrivare a Kiev, rovesciare Zelensky, metterci un Quisling qualunque che avrebbe tenuto fede, avrebbe fatto il reggicoda di Putin. Questo non è avvenuto, tant'è vero che gli si sono fermati i carri armati in mezzo alle campagne e tra l'altro con una figura abbastanza barbina.
Hanno preso il 20% di territorio ucraino, che comunque è ben diverso dall'obiettivo iniziale, che era lo stesso dell'Ungheria nel 56 e della Cecoslovacchia nel 68, ovvero invadere un paese, rovesciare un governo e metterci un fantoccio. E per finire, sempre ricordando la buonanima del Papa argentino, di Papa Francesco, che con un'espressione da bar disse che la NATO stava abbaiando ai confini della Russia, oggi due paesi storicamente neutrali come la Finlandia e come la Svezia, mentre vi sto parlando, hanno scelto di far parte della NATO. Quindi ora la NATO è gomito a gomito con la Russia. Ecco, ora molto probabilmente sentiremo dire la grande vittoria della Russia, la grande... A me pare una vittoria di Pirro, mi pare peggio il tacon del buso, come dice qualcuno, perché non sono stati raggiunti gli obiettivi e addirittura sarà firmata la pace con quelli che la signora Zakharova una volta sì e l'altra pure definisce i nazisti di Kiev. Quindi non so fino a che punto questa guerra, tra l'altro non sappiamo nemmeno quanti morti, quanti poveri ragazzi russi, oltre che ucraini, sono morti in questa guerra, quanti figli di mamma presi dalle province più lontane dello sterminato impero russo, quanti ne sono venuti a morire dalla Corea del Nord e così via. Quindi anche questo sarà tema di dibattito per gli storici, quando saremo magari tra 50 anni, quando sarà possibile fare una ricostruzione di questa guerra che è durata troppo a lungo e che è stata estremamente insensata, come tutte le guerre. Non ci sono guerre giuste, le guerre sono tutte insensate e quando si arriva a una guerra è sempre una sconfitta. Comunque, ad ogni buon conto. Questo è, se mi posso permettere, questa è la mia valutazione. Poi naturalmente c'è chi dirà che invece è stata una grandissima vittoria e che in Italia ci vorrebbe un po' di Putin, ma questa è un'altra storia, ognuno poi la vede come vuole. Però dal mio punto di vista, insomma, non mi sembra che sia stata tutta questa grande vittoria. Va bene, allora si sono fatte le 18, 49 minuti e 53 secondi sulle nostre magiche onde 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se volete telefonare 02 9294 7222 e noi siamo qua a vostra completa disposizione, ci mancherebbe pure. Diamo un'altra occhiata sempre alle agenzie. Eccoci qua. Torino, grave neonata partorita in casa Cirie, ricoverata in ospedale. La bimba è stata rianimata dal personale dell'ambulanza. Forza e coraggio, bambina, faccela, che è la cosa più importante. Forza e coraggio. Roma, condannata in appello la protagonista del video hit L'amico del cuore di Achille Lauro, Fabio Salandri, condannato in appello a 13 anni e 3 mesi per tentato omicidio. Famiglia nel bosco, il Ministero della Pubblica Istruzione risulta regolare l'obbligo scolastico dei bambini e poi per finire, siccome noi siamo un paese, anzi no, prima un'altra cosa seria, Udine, trovati 2 cadaveri in avanzato stato di decomposizione, in un casolare abbandonato e poi, siccome in Italia noi non ci facciamo mancare mai niente, sciopero del 28 novembre, l'Italia si ferma, dai treni agli aerei e alla scuola, orari e fasce di garanzia. Un bello sciopero il venerdì per ribadire il peso e l'importanza dei sindacati in questo paese. Eccoci qua, state un po' a sentire che cosa abbiamo. Vi do questa notizia, queste si chiamano, mi è stato insegnato, sono notizie di servizio, quindi vanno date a prescindere. Allora, sciopero generale venerdì 28 novembre 2025, scrive la DN Cronos, scuola, treni, aerei, i settori che aderiscono alla protesta sono diversi, durante la giornata è possibile si verifichino non pochi disagi. Treni e aerei, dalle 21 di giovedì 27 alle 21 di venerdì 28 novembre del 25, i treni possono subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord. Ci sono comunque dei treni garantiti. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Aderisce allo sciopero anche Italo, in questo caso alcuni treni sono garantiti.
disagi anche nel trasporto aereo. L'ENAC fa sapere che con riferimento allo sciopero in oggetto si provvede all'individuazione dei voli da assistere e in particolare saranno quindi effettuati tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7:10 e 18:21. Tutti i voli charter da per le isole regolarmente autorizzate o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. B. I seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione di traffico continentale: EJU 3583 Malpensa Olbia, EJU 3584 Olbia Malpensa, VOE 1745 Verona Catania, VOE 1409 Firenze Palermo, WMT 6526 Catania Torino, WMT 6525 Torino Catania. Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. Sono poi assicurati tutti i voli schedulati in orario antecedenti l'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, e l'arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso. Infine, voli intercontinentali, tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, nonché una lista di voli intercontinentali in partenza, quindi informatevi. A rischio anche il trasporto pubblico, metro, bus e tram da Roma a Milano, da Napoli a Firenze. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, inizio servizio 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Nel territorio di Roma Capitale lo sciopero riguarda l'intera rete ATAC e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani SAP, Autoservizi Tuscia Bis, ATR. Ancora andiamo giù, naturalmente le motivazioni, sentiamo le motivazioni di questo sciopero. Le motivazioni principali alla base dello sciopero USB sono finanziaria di guerra, non sapevo fossimo in guerra, il piano Riarmi EU che distoglie risorse da salari e servizi essenziali, indisponibilità dell'Unione Europea e del governo italiano di imporre sanzioni adeguate alla gravità della situazione e interrompere ogni relazione istituzionale di collaborazione economica, scientifica e politica con lo Stato di Israele, il tentativo di riconversione in senso bellico dell'industria e delle infrastrutture strategiche contro il carico, scarico, trasporto di armamenti nelle infrastrutture e trasporti. Vabbè. Andiamo avanti con lo sciopero nella scuola. Anche qua nell'avviso si comunica che le varie confederazioni hanno proclamato per l'intera giornata del 28 novembre e del 25 uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. Venerdì 28 novembre sciopereranno pure i giornalisti. La Federazione Nazionale della Stampa in una nota ha annunciato anche una manifestazione a Roma il 27 alla vigilia dell'astensione del lavoro. Le 18, 55 minuti e 54 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna sempre al microfono con voi, 340-670-9659 se volete essere dei nostri, oppure 0292947222 se volete intervenire attraverso il telefono. Noi qua siamo e voi aspettiamo, non c'è problema. Ancora un'occhiatina su come sta andando lo spoglio. Cominciamo dal Veneto, sempre qui su Eligendo. Alberto Stefani 63,20%, Manildo Giovanni 29,93%, quindi si conferma la vittoria del centrodestra. La Lega al momento è primo partito col 34,97% dei voti, seguita da Fratelli d'Italia col 18,79%. Abbiamo poi Forza Italia 6,47%, Liga Veneta 1,87%. Andiamo a vedere poi le altre due regioni che vi ricordo essere la Campania e la Puglia. Eccoci qua. Andiamo in Puglia, nel Tacco d'Italia, una volta si chiamava così. Antonio De Caros conduce col 65,63%, Luigi Lobuono per il centrodestra segue al 33,33%.
17,45. In Puglia, primo partito del centrodestra Fratelli d'Italia, 17,28%, secondo partito Forza Italia 9,34%, terzo partito la Lega Puglia 7,44%, Noi Moderati Civici per lo Buono 0,80%. Andiamo ancora in Campania. Andiamo in Campania, un momentino che i dati di Eligendo si caricano. Eccolo qua, Roberto Fico 62,78%, mentre invece al 33,2% c'è Edmondo Cirielli, il candidato del centrodestra. Diamo anche qui diciamo il peso percentuale nel centrodestra. Primo partito in Campania per il centrodestra è Fratelli d'Italia 11,13%, secondo Forza Italia 10,18%, terza la lista per Cirielli, Moderati e Riformisti 4,84%, a seguire subito la Lega 4,80%. Questi sono i dati in corso di aggiornamento che vi daremo poi nell'ultima parte della nostra trasmissione, vi daremo questo aggiornamento. Diamo ancora un'occhiata al clima, perché l'Italia batte i denti, dice l'ADN Cronos, e come non essere d'accordo su questo. Attenzione, abbiamo un'altra zappa, fermi tutti che ve la leggo. Quindi in Campania, da domani in Campania reddito di cittadinanza per tutti, ovviamente con i soldi degli altri. Antonio, credo che tu non sia andato lontano dalla verità, amico mio. Andiamo a vedere, a proposito, la storia della famiglia nel bosco, sempre sull'ADN Cronos, parla il Ministero dell'Istruzione, risulta regolare l'obbligo scolastico per i bambini, espletata attraverso l'educazione domiciliare tramite l'appoggio a una scuola autorizzata, spiega il Ministero. Chiesta in CSM, apertura pratica tutela del Tribunale dei minorenni dell'Aquila. Salvini, i giudici tutelano i giudici, i bambini chi li tutela? E allora, cosa scrive l'ADN? Al Ministero dell'Istruzione e del Merito risulta regolarmente espletato l'obbligo scolastico attraverso l'educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l'appoggio a una scuola autorizzata. La conferma arriva dal dirigente scolastico dell'istituto scolastico di riferimento per il tramite dell'ufficio scolastico regionale. Così, in una nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito riguarda la famiglia che viveva nel bosco nel Chietino e i cui 3 bambini sono stati allontanati. Va bene, le 19, noi andiamo in pausa, ci sentiamo un elegante pezzo di Ornella Vanoni, Noi, le donne noi del 2003, e poi torniamo con il Faccia a Faccia con Federica Zanella. A tra poco. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Le donne noi, il sesso fragile che poi dà la vita, dà a chi anche un poco l'amerà. Ma tu cosa ne sai? Leggere non puoi l'angoscia che ho qui in fondo al cuore. È facile per te, per chi pensa solo a sé, non curarsi di chi è intorno, non soffrire per gli altri, non morire. Noi, le donne noi, a volte angeli, lo sai,
che prezzo ha, quanto ci costa, che donna sa. Ah, che prezzo ha, poi quanto costa, che donna sa. Quando stanca sei, farti bella e poi uscire cercando d'essere divertente. È difficile, lo sai, immedesimarmi in te, non vedere l'altra gente, non ingelosirti per non ferirti. Noi, le donne, noi, il sesso fragile, poi dà, la vita dà, e che anche un poco l'amerà. Nascondere la gelosia, la paura mia, dicendo che sono tu a pensare di andare via e restare qui per un gesto mio d'amore. Noi, le donne, noi, il sesso fragile che poi dà, la vita dà, a chi anche un poco l'amerà. Antonino, a te la linea. Grazie a te cara Natalia e grazie anche a Simone, le 19:04 e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Maurizio, quindi se ho ben capito, per il solito venerdì di sciopero le richieste principali sono bloccare i rapporti con Israele e non fare partire merci belliche per Israele mentre possono viaggiare quelle per l'Ucraina. Lama si gira nella tomba. Allora, adesso avete ascoltato questo elegante pezzo cantato da Ornella Vanoni, Noi le donne noi, del 2003, e noi adesso parliamo con una elegante donna che dedica la sua vita, tra l'altro e soprattutto, a difendere i nostri figli. È Federica Zanella, sapete che è stata parlamentare per la Lega, è una bravissima giornalista con un'importante carriera ed è anche presidente dell'associazione Stop Cyberviolenze, che è stata da lei fondata proprio per occuparsi di bullismo e cyberbullismo. Trovandosi facendo è anche consulente per il Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito in tema di bullismo e cyberbullismo. Domani è la giornata contro la violenza sulle donne e oggi c'è stato un interessante evento in quel di Milano organizzato da Federica che diciamo ha permesso ampi spunti di riflessione. Allora state a sentire che cosa mi ha detto. Andate pure ragazzi. E allora la mia gradita ospite di questa sera è l'ex parlamentare, oggi presidente dell'associazione Stop Cyberviolenze, Federica Zanella, che voglio ringraziare ancora una volta per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Quest'oggi si è tenuto un evento in previsione appunto di domani 25 di novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e questo evento che si è tenuto al Parlamento Europeo a Milano in Sala Pirelli a Corso Magenta 59 si è occupato di un focus sui reati online, sexting, revenge porn, stalking, cyberflashing. E inoltre, già che ci siamo, la nostra Federica è anche consulente appartenente al tavolo tecnico contro bullismo e cyberbullismo del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Allora Federica, com'è andata oggi? Innanzitutto buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Inoltre oggi è andata molto molto bene, c'erano circa 120-130 ragazzi di 3 istituti variamente sparsi in Lombardia,
da Crema, Como, quindi ben rappresentativi dei nostri ragazzi, a cui era fondamentalmente rivolto l'evento di oggi, perché in occasione della giornata dedicata al contrasto alla violenza di genere, spesso si parla diciamo così, dei reati fisici, dei femminicidi, si fa il computo dei femminicidi, che sono ovviamente drammi assoluti che ci tolgono parole e respiro e a cui purtroppo non si riesce ancora a porre argine. Però noi con l'associazione Stop Cyberviolenze e, come accennavi bene tu, il Parlamento europeo, l'ufficio di Milano, abbiamo voluto porre l'attenzione su un aspetto della violenza contro le donne di cui si parla, diciamo, usualmente meno e purtroppo spesso quando ci sono fatti di cronaca che molto drammatici e quindi si accendono i riflettori sui reati online. Reati online intendiamo sexting, revenge porn, stalking, adesso abbiamo anche un nuovo reato online che è deepfake con Sì. l'AI, soprattutto declinato sui siti pornografici, ecco. Riguardano tutte forme di violenza gravissime, sempre più pervasive nella nostra società, che pur non essendo fisiche ledono profondamente la dignità di una persona e possono purtroppo anche portare all'atto estremo, soprattutto magari ragazze più fragili, che non reggono lo scotto della vergogna. La cosa più importante, come abbiamo detto tante volte da te, ti ringrazio per l'attenzione che presti a queste tematiche, ovviamente è portare sensibilizzazione, fare conoscere le tematiche. Ne abbiamo già parlato, ma pensa che nel 2019, quando ci arriva in Parlamento, all'epoca ero deputato, la legge, diciamo il decreto legislativo denominato Codice Rosso, io scorgevo tra le pagine e non riuscivo a trovare una sola parola sulla violenza online, se l'eran dimenticati. Significa che mancava proprio la consapevolezza di quanto questa tipologia di violenza fosse estesa e pervasiva, al netto del fatto che poi siamo riusciti in Parlamento a sanare questo vulnus, proprio grazie, vabbè, a un mio emendamento, sono stati istituiti 2 reati di sexting e revenge porn. Questo mi ha fatto comprendere che fosse necessario, insomma, andare oltre l'attività anche parlamentare e quindi ho anche fondato in quell'anno l'associazione Stop Cyberviolenze. Dicevamo, quindi tornando al nucleo del discorso, che esiste questa violenza altrettanto grave che passa attraverso gli schermi, può colpire chiunque, può arrivare a distruggere la vita di una persona, la sua reputazione, le sue relazioni, quindi pur non essendo fisica, lo dicevamo, è profondamente lesiva. Parliamo di sexting e revenge porn, ovvero praticamente diciamo video o foto sessualmente espliciti postati senza il consenso della persona che vi è rappresentata. Sia chi lo posta, sia chi lo fa circolare, questo lo abbiamo raccontato oggi ai ragazzi, perché il rebound della foto, del video, delle parole lesive è quello che poi nel web è incontenibile, diventa incontenibile. Quindi anche chi ha ripostato queste fattispecie, diciamo, magari anche con leggerezza, pensando che le ha fatti sorridere, perché grottescamente alcune volte anche certe immagini che sono chiaramente, che violano chiaramente l'intimità di una persona, portano questo sorriso. Ecco, anche coloro che reinoltrano queste foto sono passibili di azione penale, quindi bisogna che facciano attenzione, perché spesso, come abbiamo detto più volte, manca la consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze per le vittime e anche per se stessi, magari pensando di fare la cosa scherzosa oppure proprio con l'intento di ledere, per esempio, la fidanzata che li ha lasciati, e questo rappresenta un aggravante al sexting che si chiama revenge porn, rischiano di rovinare la vita non solo della persona offesa, della vittima, dell'ex fidanzata, ma anche la loro. Ecco,
quindi sono tutti reati che prevedono anche reclusione e quant'altro, come è diventato reato che prevede la reclusione l'illecita diffusione di contenuti generali o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, che è in vigore da ottobre 2025. Forse tante persone all'ascolto non lo sanno, ma adesso è punibile con una reclusione da 1 a 5 anni, quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti. Non è che prendendo l'immagine di una compagna di classe o di una persona più o meno nota, perché poi ci sono state tante insomma persone colpite da giornalisti a politici, eccetera, si fa una bravata, no, si incorre in un reato penale. Quindi su tutte queste cose noi abbiamo cercato di dare consapevolezza oggi, oltre con un grande panel di persone delle istituzioni, di piattaforme e anche di testimonial che hanno raccontato la loro esperienza, da Toldo dell'Inter a giornalisti, a altri, al giocatore di basket che è convocato in nazionale, quindi è intervenuto Amedeo Della Valle dal ritiro della nazionale. Insomma, abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze, che d'altronde sono la prima generazione che vive davvero più di metà, direi, della propria vita online, e quindi hanno una grande responsabilità in quello che noi chiediamo, cioè un cambiamento di cultura, perché diciamo la violenza digitale nasce sicuramente da una cultura distorta, da un'idea che innanzitutto la donna possa essere usata, possa essere un oggetto, possa essere controllata, ma anche che il corpo e l'immagine della donna siano qualcosa che si può usare, condividere, manipolare come se fosse un oggetto. Ecco, questa cultura bisogna che si cambi insieme, e gli eventi come quelli di oggi con tanti ragazzi tentano di far sì che la nuova cultura possa ripartire proprio da loro. Federica, tu con i ragazzi ci parli e comunque di queste cose te ne occupi da tanti anni. Secondo te c'è attenzione? Perché alle volte a leggere quello che scrivono i giornali, a sentire un po' in giro, sembra quasi che i ragazzi siano dei mostri. Ecco, ti voglio raccontare una cosa. Settimana scorsa ero in un bar, un giovedì mattina, stavo prendendo un cappuccino insieme con mia moglie, al tavolo accanto il classico gruppo di sciure che la mattina fanno il talk show paesano, e quindi parlavano dei fatti loro. L'argomento era appunto le violenze, e io ricordo c'era questa signora, poteva avere una cinquantina d'anni, che diceva: ma la verità è che i nostri figli sappiamo come sono in casa, ma una volta che escono si trasformano, divengono qualcos'altro, perché stavano commentando il fatto avvenuto a Milano di quei 5 ragazzi che hanno ferito e reso probabilmente invalida a vita un ragazzo di appena 22 anni per 50 pidocchiosi euro. E diceva: quando vanno fuori poi non sappiamo in realtà come sono e diventano dei mostri. Ma qui siamo alla chiacchiera da bar o c'è un fondo di verità secondo te? Beh, insomma, diciamo che io non credo molto al dottor Jekyll e Mr. Hyde, credo che il valore di certi insegnamenti rimanga dentro, sia in casa che fuori. Poi è chiaro che il gruppo magari crea, diciamo, delle condizioni anche diverse. Si parla spesso di queste band che vanno in giro, che appunto, come è successo al ragazzo, a menare, a cercare proprio di anche in qualche modo come dire, dare sfogo a quella violenza che sentono dentro se stessi. Riguardo a questo accadimento che tu citavi, drammatico, io sottolineerei anche quello che hanno fatto dopo, ovvero il fatto che si sentissero fieri di quello che han fatto, che desiderassero mettere online delle immagini delle percosse, che dicessero in modo molto così spavaldo: "Ah, non
ci hanno ancora trovati, ma che dite, ma avete visto come l'abbiamo menato. Ecco, io questa la ritengo una cosa agghiacciante, fa parte proprio di quel cyberbullismo estremo, cioè fare una cosa terribile e poi così per far vedere, considerandolo una bravata, pensare pure di metterla sui social, peraltro in barba a ogni tipo, diciamo, di indagine e quant'altro, perché come potevano sperare di farla franca così, e tanto più mettendo immagini della loro cosiddetta bravata, ma ricordiamo chi ci ascolta che bravata non è, c'è un penale in corso, speravano magari di acquisire like, di sentirsi più, scusate la parola, fighi, abbastanza derubricata ormai sui media. Ecco, questo aspetto delle bravate in gruppo, di quello che emerge, eccetera, è sicuramente inquietante. Io capisco, ecco, i genitori che si sentono un attimo frastornati, ma siamo sicuri che quei genitori abbiano seguito per bene i loro figli, abbiano magari controllato ogni tanto i loro social, siano andati a vedere se nei loro social c'era anche qualche altra bravata, se seguivano questi trapper, rapper, che insegnano cose agghiaccianti attraverso le loro canzoni, armi, il corpo della donna mercificato, denari. Perché magari se fossero andati, avessero avuto voglia di andare un attimo a scoprire i profili social di questi ragazzi, avrebbero scoperto che magari non erano proprio i ragazzi che si sedevano a tavola con loro e magari, voglio dire, avrebbero anche potuto affrontare un attimo l'argomento facendo riferimento a eventuali, diciamo, insegnamenti di valori che hanno portato avanti nella loro vita. Però io credo che, insomma, un genitore che si ritrova un figlio del genere forse abbia mancato qualcosa nella sua missione genitoriale, ecco, educativa. Senti, quest'anno è stato anche l'anno in cui abbiamo scoperto i Maranza, questo fenomeno, appunto, questi italiani di seconda generazione. Anche qui, come sta cambiando la nostra società e come questo riverbera nell'ambito delle cyberviolenze? Riverbera moltissimo perché, questi Maranza utilizzano moltissimo i social per far vedere le loro bravate e capita che anche, diciamo, il cosiddetto bravo ragazzo di buona famiglia, eccetera, venga attirato da quei modelli, ma come ti dicevo, i rapper, i trapper, tutti questi, soggetti, spesso Maranza peraltro, sono abbinate le 2, diciamo, fattispecie, che, portano dei modelli di vita che sono del tutto fuori dalla realtà. Cioè, purtroppo la verità è che oggi online e offline spesso si sovrappongono, ma ci sono delle cose che sono inverosimili e non declinabili nella realtà. Anche certi video sono costruiti, certe bravate, oltre al fatto di dover essere messe al bando, magari hanno anche, diciamo, una parte artefatta. Purtroppo cambia molto diciamo, gli idoli, gli esempi che i nostri ragazzi guardano. Ecco, io dico sempre ai genitori di controllare 'sti ragazzi. Cioè, quando dicono: "Ah, ma io non posso, non voglio, è la privacy", non esiste la privacy quando c'è un ragazzino di 14, 15 anni, 16 anni o una ragazzina che magari, ne parlavano oggi, cioè adescata, che chiede di mandare un video, sessualmente esplicito a un ragazzo, con la promessa che, non verrà mai divulgato, che il loro amore durerà per sempre, eccetera, e poi invece, questo amore finisce e il ragazzo manda in giro, per il web le foto intime. Ecco, io credo che i genitori, abbiano questa funzione educativa che poi sicuramente deve svolgere anche la scuola, che possiamo svolgere anche noi con tutto quello che riusciamo a fare di sensibilizzazione, educazione per cambiare questo tipo di cultura, ma la prima cosa la devono fare i genitori e andate a vedere quello che i ragazzi seguono sui social, quello che postano. Prendetegli il telefonino e vedete nelle chat se questi si scambiano, corpi nudi di ragazze o se si divertono a modificare con l'AI
hai dei corpi delle compagne di classe, perché insomma ci sono delle responsabilità che i genitori devono prendere. I genitori possono essere amici. Io sono cresciuta con una mamma di 18 anni più vecchia di me, però devono anche essere genitori, avere la capacità autoritativa di prendere un telefonino e controllare quello che c'è dentro. Magari chiunque sia all'ascolto scoprirebbe che il ragazzino che si siede per benino a tavola, che va in pizzeria con loro nel weekend con i ragazzi, e poi si comporta in un certo modo, anche probabilmente con diciamo l'istigazione di alcuni che li portano in gruppo a commettere cose che da soli non si sognerebbero mai di commettere. Ecco, però a questo punto viene un'altra parte. L'altra parte è fino a che punto si può avere quella comprensione per il fatto che sono minorenni, e fino a quale altro punto poi dopo invece comincia la severità della punizione e quindi anche la pena, perché è vero che il carcere è rieducazione, dovrebbe essere rieducazione, ma è anche pagare per quello che hai fatto. E mi pare che ultimamente questa legislazione minorile stia cominciando a mostrare la corda, viste le sorprese purtroppo negative a cui assistiamo leggendo i giornali, insomma, vedendo la cronaca. Sì, sì, e io sono completamente d'accordo con te. Io sarei a favore dell'abbassamento dell'età imputabile, perché purtroppo molte di queste spavalderie vengono fatte perché non c'è la certezza della pena, perché si pensa sempre di farla franca, si pensa sempre che magari hai 2 mesi meno dei 18 anni o dei 16 anni, e che quindi poi con una diciamo buffetto sulla guancia tu te la cavi. Se tu gambizzi una persona, induci al suicidio un'altra perché posti una foto, un video lesivi eccetera, cambia la vita loro, ma cambia la vita anche a te, e deve essere così perché hanno troppo senso dell'impunità ormai questi ragazzini che compiono queste cose. Quindi io sarei decisamente, non sono più in Parlamento, ma abbasserei decisamente l'età in cui si può essere perseguiti penalmente compiutamente. Il sesso appunto, il sexting e così via. Quanto questi ragazzi sono lanciati sulle vie elettroniche senza cinture di sicurezza, e quindi hanno questa visione del sesso in fondo influenzata dal porno, come qualcosa di una sfida, qualcosa di violento, qualcosa di estremo, mentre il sesso è tutt'altro. Ecco, che si può fare? Si parla tanto di questa famosa ora di educazione ai sentimenti, c'è stata questa polemica contro Sì. Valditara sulla questione della legge a proposito dell'educazione sessuale. Che ne pensi? Ma penso che la polemica sia stata surreale, onestamente, nessuno ha mai detto, si è detto che da una certa età deve esserci il consenso dei genitori perché si faccia un'educazione sessuale, ma nessuno ha mai ripreso l'educazione ai sentimenti. E poi ricordo agli smemorati di sinistra che chi ha rimesso l'ora di educazione civica nelle scuole è stata proprio la Lega a inizio della scorsa legislatura. Peraltro io ho assolutamente votato con grande piacere questa norma che reintroduceva l'ora di educazione civica, che tra l'altro, scusami se torno un attimo Prego. sui poi miei temi, che tra l'altro adesso sarà anche educazione digitale, e abbiamo Ecco. visto quanto questo inerisca anche la sfera sessuale, quindi il sexting, il revenge porn, l'alert su queste cose, e anche sull'educazione, sugli strumenti che ci sono a disposizione con cui si possono in qualche modo o rimediare diciamo delle errate condotte, oppure le ragazzine che stanno all'ascolto, ma anche le donne, ma anche chi viene vessato come cyberbullismo, può cioè, gli strumenti attraverso cui queste persone possono tutelare maggiormente la propria reputazione digitale con banalmente, faccio un esempio di Take It Down di Meta, una persona può caricare
se teme che una sua foto giri, che qualcuno voglia sfruttarla e metterla sui social, può caricarla lei con dei sistemi che sono ovviamente criptati, nessuno vedrà la sua foto, ma ci sono dei parametri che fanno riconoscere a quel social, e adesso c'è un'attività per cui riescono anche a sharare, tra virgolette, a condividere certe informazioni su più social, quell'immagine, quindi la ragazzina che ha paura che il ragazzino che la sta minacciando metta sui social perché lei non vuole tornare con lui, faccio per esempio una sua foto che ha condiviso in un momento intimo, può far sì che non circoli più quella foto, o che take it down venga abbattuta, diciamo deindicizzata in un momento di ricerca e quant'altro, dopo averla caricata lei e aver richiesto la rimozione. Quindi ci sono tanti strumenti su cui i ragazzi vanno educati, ci sarà anche questa educazione civica, patentino digitale, che poi viene delegato da Agicom ai Corecom, che sarà fatta nelle scuole, che sarà molto importante, secondo me, anche in chiave di quello che dicevi tu, quindi della sessualità, del sesso, per far capire che insomma non gira tutto intorno all'online, che sarebbe bene che iniziassero un po' forse romanticamente come eravamo noi, a scoprire le cose un po' per volta e la bellezza dell'amore e del sesso anche offline. Questo sicuramente, siamo per l'analogico e soprattutto per la verità dei sentimenti. Tanto più in queste cose. Esatto, anche perché se no non ha senso. Esatto. Ecco, Federica, ma secondo te qual è ora la grande sfida che ci aspetta nel 2026? Per chiudere, per tracciare anche un consuntivo di quello che hai fatto con Stop Cyberviolenze quest'anno. Ma ci sono tante sfide, ci sono delle innovazioni che stanno per venire prese, ad esempio, vabbè, Agicom ha messo finalmente l'age verification per l'accesso ai siti pornografici, auspico l'age verification anche per l'accesso a qualsiasi tipo di social. Secondo me questa nuova normativa sul deepfake AI, quindi l'illecita diffusione dei contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale, chiaramente quando cagionano un danno ingiusto alla persona raffigurata, non è che stiamo dicendo che tutto quello che è contraffatto con AI può andare a incidere, a essere rilevante penalmente. Ovviamente il consenso della persona è fondamentale, come lo è nel sexting e revenge porn, però secondo me questa è una strada anche per andare a sanare un po' di vulnera che si sono creati anche in relazione a appunto persone, esponenti politici, piuttosto che giornalisti, piuttosto che persone un po' più in vista a livello mediatico, e che comunque sono lesivi e danno veramente un'idea dell'utilizzo della donna, del corpo della donna, della modificazione, come proprio dell'utilizzo come oggetto, la donna come oggetto in mille forme. Ecco, questa è una cosa su cui bisogna lavorare, bisogna continuare a lavorare. Anche questa piccola intervista, insomma, che stai facendo sicuramente è un mattoncino in più che mettiamo, insomma, dobbiamo dare la consapevolezza che ogni gesto online ha un impatto anche nel reale, e che diciamo la donna non è un oggetto il cui corpo si può usare, condividere, manipolare e quant'altro. Ecco, questo è una cosa che speriamo i ragazzi riescano a imparare, con una cultura e un rispetto diversi rispetto, insomma, ad alcune generazioni a cui questa cosa è sfuggita. Federica, domani è il 25 di novembre, come Esatto. sempre sentiremo tutti questi discorsi giusti, sacrosanti e così via. Ma la vera differenza quando si farà? Te lo dicevo, con l'educazione e la cultura, è questa la vera differenza, la sensibilizzazione, far capire che la donna va rispettata e non va considerata come un oggetto da utilizzare, da comandare, da manipolare. Purtroppo i tanti femminicidi di cui si parla, io chiaramente non ne ho parlato, tanto ne parleranno molto
domani con tutte diciamo così, i numeri anche di quest'anno che sono drammatici, è una piaga che non si riesce a fermare, spesso nascono dal fatto che la donna viene vissuta come un oggetto, un possesso, una cosa di appartenenza, e quando sfugge, quando vuole farsi una propria vita, vuole affrancarsi, vuole cercarsi un lavoro, dice al compagno che ha bisogno di altro o che non vuole più lui, questi non accettano di perdere la donna, quindi o con loro o che non esista più. La donna non è un oggetto, va rispettata, e questa è la cosa più importante, l'educazione. L'educazione, la sensibilizzazione e una nuova cultura che non sia questa mortificante cultura che, appunto, l'ho ripetuto tante volte, vede la donna come oggetto nella vita reale come in quella digitale. E meglio non si poteva dire. Allora buon lavoro e grazie. Grazie a te Antonino e buon lavoro a tutti voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Serum in quater culpadula, el Rudolf, el Gain e Pemi, quater avis, quater malnat, venis insema compagn di gat, em fa la guerra in Albania, pes in montagna, a Ciapairat, e Gertrudes della Wehrmacht, mi fa morire d'un ma pensar, me mancata in una imboscata, mi è pesciata e una fusilata. Mami, 40 notti a San Vitura ciapa i bot, dormite campien de malan. Mami, 40 notti sbattute giò, mi son de quei che parleno. Il commissario ieri mattina e il m'ha mandato a mali per lì, noi siamo qui, non senti alcun, e il me diceva sto petterum, e il me diceva li tuoi compari, noi li pigliasse senza dite, ma se parlasse io firmo qua il tuo congedo di libertà. Tu si nufessa che sei contento di stare solo chiuso acca dentro. Mami, 40 notti a San Vitura ciapa i bot. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:35 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1085 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, bella gente. Allora, noi andiamo verso la fine di questa puntata. Voglio ancora una volta ringraziare Federica Zanella per la sua cortesia e per l'anima che mette in queste cose che fa. Allora, è arrivata una zappa, vi ricordo che il telefono è aperto, 0292947222. È arrivata una zappa al 340-670-9659. Lorenzo da Como: ciao Antonino, ma siamo sicuri che isolare i propri figli dal mondo serva a preservarli dal male dilagante?
Prima o poi con quel male i nostri figli dovranno confrontarsi e se manca un giusto allenamento non sapranno affrontarlo, soprattutto saranno soli in questa battaglia, rendendoli più deboli e facilmente soccombenti. Buona serata. Lorenzo, io sono d'accordo con te. Aggiungerei anche un'altra cosa. Facciamo un esempio stupido. A me piacciono gli anni 70. Un bel giorno tolgo questo computer che mi aiuta a fare la radio e ci metto una bella Olivetti elettrica, una Olivetti Editor 4. Poi a mia figlia do una lettera 35 portatile, le levo l'iPad, il telefono, tutto quanto. Le do i gettoni per prendere il treno, telefonare e così via. Perché? Perché io sono contro il progresso, perché io non voglio un progresso disumano, l'intelligenza artificiale e così via. Diciamo che faccio un gesto luddista. Non è la mia ribellione, è la mia stupidità, perché io sto impedendo a mia figlia di sfruttare tutto il livello tecnologico che c'è. Poi che fa? Va a scuola e si porta la lettera 35 e prende appunti battendo a macchina? È assurdo. Ora, per quanto riguarda la questione di questa famiglia, io credo che non si dovrebbe arrivare a un giudice che arriva e decide cosa devono fare i figli, di toglierli ai genitori e così via, anche perché, come vedete, l'obbligo scolastico veniva assolto. Qui è più un lavoro di persuasione, cioè ti trovi davanti questo padre e questa madre che dicono vabbè, ma noi in questa società contaminata non ci vogliamo vivere. Benissimo, però così tu crei degli alienati che poi un bel giorno però cresceranno. Cioè un bel giorno ci avranno 13 anni, 15 anni, cominceranno a chiedersi com'è il mondo, come va, perché siamo fatti in un certo modo, sentiranno determinati desideri e pulsioni. Un bel giorno sti ragazzi dovranno pur sempre trovarsi un lavoro, dovranno pur sempre trovare un modo di interagire con quelli della loro età. E quando poi emergeranno dal bosco e andranno in mezzo agli altri ragazzi, che succederà? Vi prego, qui non è questione di metterci a gridare, a litigare cos'è giusto, cos'è sbagliato. Sto solo dicendo una questione di opportunità. Lasciamo stare per un momento i giudici, i tribunali, gli assistenti sociali, tutta sta roba qua. Io mi domando e dico, è opportuno chiudere dei ragazzini nel bosco, per quanto essi vivano in modo naturale, felice, non discuto questo. È opportuno togliere loro la possibilità di vedere il mondo? Perché cosa? In nome del fatto che uno rifiuta questa società? Là fuori di male ce n'è tanto, su questo siamo tutti d'accordo. Ma se io devo partire dal principio che là fuori posso trovare quello che mi accoltella, quello che mi spara e m'ammazza, allora perché mi sono alzato dal letto stamattina? Me ne sto chiuso, mi metto sotto una campana di vetro e finisce lì. Cioè mi ricorda molto un atteggiamento di un film di Luciano Salce del 78, Il bel paese. Se vi capita guardatelo, su YouTube dovrebbe esserci. Ed è proprio questa immagine di questa Italia. C'è a un certo punto uno che è completamente impaurito dall'idea di essere rapito, allora va alla Fiat e si compra una 132 blindata. Si compra sta 132 blindata, però a un certo punto lui esce con la macchina blindata per strada, ma nell'uscire per strada gli finisce la benzina. Il motore si spegne, quindi la corrente non c'è più e lui non riesce più a sbloccare gli sportelli. La macchina è corazzata, quindi non possono rompere i finestrini per soccorrerlo e muore chiuso dentro quella macchina. Va bene, d'accordo, è un'estremizzazione, è un'esagerazione. Però se il mondo è un libro e chi non viaggia, diceva Sant'Agostino, legge sempre la stessa pagina, chi resta chiuso in un bosco perché ha paura del mondo fuori, che pagine avrà letto? Questo è quello che io mi chiedo. Ribadisco, non è questione secondo me non è questione da far risolvere a un tribunale. È questione di opportunità, di persuasione, di discussione, di confronto, che è un'altra cosa. Adesso si sono fatte le 19:41, andiamo verso la fine della nostra trasmissione. Questo tra l'altro mi lascia pensare al fatto
che mentre ci sono dei ragazzini che vengono in qualche modo protetti forse in modo esagerato al mondo nel bosco, poi ci sono invece dei ragazzini che vengono sbattuti nel mondo come dei rifiuti, perché leggo l'ADN Kronos, è ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata in terapia intensiva neonatale in ospedale a Torino, la neonata partorita stamattina in casa Cirie. Secondo una prima ricostruzione ancora in corso d'accertamento da parte degli investigatori, la bimba sarebbe venuta al mondo nel water. La piccola viene sottoposta a cure intensive e le sue condizioni generali sono definite stabili dai sanitari. L'accaduto si sarebbe verificato in un contesto difficile da chi indaga. La mamma avrebbe detto di non essersi accorta di aspettare un bambino. Bocca mia, taci, io penso solo a questa bambina e spero e prego che ce la faccia, appunto, non aggiungo altro, non entro sul tema. Una donna che non io mi posso accorgere di non essere incinta, visto che non sono attrezzato per farlo, ma una donna mi viene un po' difficile immaginarlo. Va bene, bella gente, le 19:42 minuti e 23 secondi, noi andiamo verso la fine di questa trasmissione, abbiamo dei dati aggiornati sulle elezioni da eligendo il sistema appunto del Viminale, e allora in Veneto saldamente in testa col 63,85% Alberto Stefani, primo partito la Lega, signori, 35,50%, praticamente ha doppiato Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fa 18,74%, Forza Italia 6,50%, Liga Veneta 1,87, Unione di Centro 1,69, Noi Moderati Civici per Stefani 1,07. Viene sconfitto Giovanni Manildo col 29,32 sostenuto dal centro-sinistra. Andiamo a dare, sono state scrutinate 2.641 sezioni su 4.729, quindi direi che siamo già oltre il 50%, quindi ormai mi sembra che i dati si possano dire assestati. Andiamo in Campania scrutinate 1.464 sezioni su 5.825, qui siamo ancora in mezzo al guado, ma i dati sono evidenti. Roberto Fico per il centro-sinistra 61,26, Edmondo Cirielli per il centrodestra 35,05. Primo partito per il centrodestra in Campania, Fratelli d'Italia 11,70, a seguire Forza Italia 10,62, Lega Cirielli presidente 5,39 e poi ancora 4,76 Cirielli presidente per la Campania, Moderati e Riformisti. Andiamo infine a chiudere con la Puglia, col Tacco d'Italia. Qui sono state scrutinate 2.180 sezioni su 4.032, quindi anche qua abbiamo superato quota 50%. Antonio De Caro avanti con il 65,02%. A seguire lo sconfitto per il centrodestra Luigi Lobuono 34,08. Primo partito per il centrodestra in Puglia, Fratelli d'Italia 17,89%, secondo Forza Italia 9,22%, terzo Lega Puglia 7,58%, quindi la Lega, a seguire Noi Moderati 0,82%, la Puglia con noi 0,08%. Tanto io vi dovevo, sono le 19:45 in questo preciso istante, chiudiamo la nostra trasmissione, appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Domani non ci sarà l'altra metà della radio perché Laura Ravetto non può essere dei nostri, la ritroveremo ovviamente il 2 di dicembre. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con Ornella Vanoni, ma come ho fatto del 1973, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Ma come ho fatto? Mi domando come ho fatto. Forse ero, chi lo sa, sopra pensiero. Eppure è vero, è vero, è vero. Mi
mi sono innamorata pazza di te e pensare che io ho sognato sempre l'uomo forte che ti guarda